Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Moto finisce contro i tavoli all'aperto di una pizzeria di Agrigento, investita in pieno una ventenne che ha riportato vari traumi. In un colloquio protetto, la quindicenne violentata a Messina ha raccontato alla polizia quei terribili momenti. Da alcuni elementi si cerca di risalire al responsabile. Ultra ottantenne catanese sventa 2 truffe e fa arrestare 3 persone. La donna aveva intuito il raggiro avvisando i familiari. Ponte sulle Feluche, le tipiche barche dello stretto di Messina. In centinaia si sono riuniti via mare per rilanciare la protesta contro il progetto. La Corte dei Conti bacchetta la Regione su inefficienze e sprechi. Sul tavolo 2 dossier, piano rifiuti ed emergenza idrica. C'è tempo fino all'8 settembre per la replica. Catania ricorda Sant'Eupio, martire e compatrono della città. Celebrazioni in cattedrale e nella cripta precedono i festeggiamenti di metà agosto per Sant'Agata. Calcio, l'infortunio del portiere rosanero Gomis ne avrà per almeno 4 mesi. Serie C nel prossimo fine settimana, il primo turno della Coppa Italia con le siciliane tutte impegnate. Una moto va a schiantarsi contro i tavoli all'aperto di una pizzeria da Agrigento, investita in pieno una ventenne che stava passando una tranquilla serata. Davide Sardo. Una cena in pizzeria si stava trasformando in una tragedia. In una serata che avrebbe dovuto essere di relax e tranquillità, nemmeno poter gustare una semplice pizza è sembrato sicuro. Nel quartiere di Villaggio Mosè ad Agrigento un incidente ha improvvisamente spezzato la serenità dei presenti. Ieri sera in viale Leonardo Sciascia un giovane di 21 anni alla guida di una moto ha perso il controllo del mezzo. La moto si è schiantata contro l'arredo esterno di una pizzeria, travolgendo una ventenne di Agrigento che si trovava proprio lì vicino. La ragazza è stata investita in pieno e ha riportato diversi traumi. I soccorsi sono stati immediati. La giovane è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio, mentre anche il motociclista è rimasto ferito e ricoverato per le cure del caso. La violenza dell'impatto ha distrutto vasi, piante e parte dell'arredo esterno della pizzeria, lasciando dietro di sé una scena di grande confusione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della stazione volante della questura che hanno messo in sicurezza l'area, raccolto testimonianze e avviato il rilievo per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un episodio che desta preoccupazione. La sicurezza sulle strade resta una priorità, soprattutto in zone frequentate da pedoni e attività commerciali. Secondo l'osservatorio ASAPS, dall'inizio dell'anno in Italia sono morti 224 pedoni, la metà con più di 65 anni. Tra le regioni più colpite c'è il Lazio, seguito da Lombardia, Emilia-Romagna e la Sicilia con 18 decessi. In un colloquio protetto, la quindicenne violentata a Messina sabato scorso ha raccontato alla polizia la sequenza di quei terribili momenti. Francesco Triolo. Il racconto della quindicenne vittima dell'aggressione sessuale nella notte tra sabato e domenica a Messina sarà fondamentale per ricostruire quanto avvenuto in una via adiacente alla centrale Piazza Cheroli. La giovane, durante un colloquio protetto in ospedale con il supporto di uno psicologo, ha parlato ieri sera con gli agenti della squadra mobile. Il suo stato emotivo è ancora molto fragile, scossa da quanto avvenuto. Quanto detto agli agenti fa parte di un verbale segretato che la squadra mobile ha inviato a 2 procure, quella ordinaria e quella per i minori, che hanno aperto 2 fascicoli d'inchiesta in questo momento separati. Dalle sue parole, gli investigatori contavano di avere indizi non solo sull'identità dell'aggressore, se lo conoscesse o meno, ma anche sul luogo dove tutto è avvenuto. Nella giornata di ieri, infatti, i poliziotti hanno acquisito decine di schede delle telecamere di videosorveglianza della zona, ma con le indicazioni della giovane potranno concentrarsi su quelle vie dove sarebbe avvenuta la violenza e andare a ritroso per risalire all'identità per adesso sconosciuta dell'aggressore. Sulla vicenda è intervenuto anche il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune, Giovanni Amante, che si è detto attonito e ridotto al silenzio. Un gravissimo atto che ha colpito tutti, nessuno escluso, un fatto che ha portato dolore in ogni casa, perché ha detto: siamo tutti sempre preoccupati per la tutela e il benessere dei nostri ragazzi. A Catania un ultra ottantenne è riuscita a sventare 2 truffe e a far arrestare 3 persone. La donna aveva intuito il raggiro avvisando i familiari. Al resto ci ha pensato la polizia. Tonino De Mano.
2 tentativi di truffa, 3 arresti. Merito della polizia, ma soprattutto di un'Arzilla anziana catanese lucida a tal punto di sventare l'ennesimo raggiro, consentendo agli agenti di intervenire e far arrestare il criminale di turno. È andata decisamente male ad un 51enne napoletano che aveva preso di mira una 81enne di Catania, spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine. Dopo aver contattato al telefono la donna, riferendo che il figlio aveva causato un grave incidente stradale nel quale era rimasta ferita una bambina, il truffatore aveva chiesto un'importante somma in denaro o in alternativa preziosi da consegnare ad un uomo che da lì a poco si sarebbe recato a casa sua. Insospettita l'anziana, che in passato aveva fatto arrestare 2 giovani, ha subito mandato un messaggio alla figlia chiedendo di avvisare le forze dell'ordine. Prontamente intervenuta la polizia si è presentata nell'abitazione della donna, dove nel frattempo il truffatore si era recato per riscuotere denaro e gioielli. Il 51enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. Per l'anziana catanese gli elogi della polizia per la preziosa collaborazione, per tutti gli altri la solita raccomandazione: occhio alle truffe e ai malintenzionati. La protesta No Ponte viaggia a bordo delle feluche, le tipiche imbarcazioni dello stretto per la pesca del pesce spada. Sentiamo Francesco Triolo. La risposta alla feluca leghista di Salvini, quella che faceva bella mostra di sé con tanto di bandiera padana quando il vicepremier ha festeggiato proprio a Torrefaro l'ok del CIPES al ponte. Quell'immagine ha scatenato le proteste e l'indignazione dei contrari al ponte e di chi a bordo di quelle imbarcazioni solca lo stretto per la pesca del pesce spada, considerata un patrimonio culturale messinese. L'immagine della feluca leghista aveva diviso la comunità dei pescatori dello stretto, così è nata la risposta, la protesta delle 4 feluche che si sono radunate nel punto di mare di fronte al quale dovrebbe essere costruito il pilone sul lato siciliano. Torrefaro, 4 barche con la bandiera No Ponte e centinaia di persone che si sono riunite via mare per poi unirsi alla protesta delle feluche. È la seconda protesta dopo il corteo di sabato scorso contro il progetto del ponte sullo stretto. Gli organizzatori hanno spiegato che questa iniziativa è un atto di resistenza culturale ed ambientale per dire che lo stretto non è un corridoio di traffico ma è un ecosistema unico da tutelare. Una collisione avvenuta la notte scorsa in mare aperto tra un peschereccio della marineria di Sciacca ed una nave mercantile. L'urto non ha provocato né feriti né gravi danni al motopesca, che è rientrato in porto, mentre la nave mercantile si è allontanata. L'armatore della barca da pesca ha presentato denunce dichiarando che il proprio natante è stato speronato sulla prua. Adesso si cerca di identificare, grazie ai radar, il mercantile. È stata per ore in mezzo al mare in pieno travaglio. Una migrante incinta viene soccorsa dopo ore e trasportata in elicottero all'ospedale di Trapani, dove alla fine è stato eseguito un parto cesareo d'urgenza. Laura Spanò. Il lungo travaglio, la disperazione in mezzo al mare e una bimba in arrivo in balia delle onde del Mediterraneo, ore di attesa lunghissime, quando finalmente la donna viene prelevata da un elicottero partito da Lampedusa destinazione Trapani. Per 4 ore il personale medico di Sea-Watch ha assistito madre e nascitura a rischio soffocamento per una grave e rara complicanza sopraggiunta durante il parto. Il racconto delle ONG seguito dalle parole dei medici del Sant'Antonio Abate di Trapani. La donna sta bene, eppure la bimba. Il Piocco Rosa al reparto di ostetricia e ginecologia con l'equipe del dottore Iannone, che ha eseguito un taglio cesareo urgente. Fatima adesso è mamma e la bimba, che pesa 3,4 kg, sta bene. Entrambe vengono seguite dai medici dell'ospedale. Una storia a lieto fine iniziata con una mamma che, pur nella gravità della situazione, ha deciso di intraprendere un viaggio rischioso a bordo di un natante in cerca di libertà e di una vita migliore da offrire alla sua bimba. Attraversando quel Mediterraneo che per una volta è tornato a unire popoli, non a interpretare la parte del cimitero di uomini. L'allarme sulle condizioni critiche della donna era scattato nel tardo pomeriggio di lunedì dalla nave della Sea-Watch che aveva effettuato il soccorso del gruppo di migranti. Squadre della Forestale sono state impegnate per ore questo pomeriggio per contenere un rogo che ha interessato un'area di pregio del Parco dell'Etna tra Milo e Lingua Glossa. A rischio un'area boschiva e alcuni agriturismi, uno dei quali è stato lambito dal fuoco. Per spegnere le fiamme sono entrati in azione anche 2 elicotteri.
Acqua e rifiuti, cause inefficienze nella loro gestione. La Corte dei Conti bacchetta la Regione sul tavolo 2 dossier scottanti. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Acqua e rifiuti, arriva il duro attacco della Corte dei Conti che bacchetta la regione siciliana sui 2 servizi che si ripercuotono direttamente sui cittadini. La Corte passa ai raggi X gli ultimi 25 anni di gestione, sottolineando ritardi negli interventi, gestione inefficiente, impianti obsoleti. 2 i dossier sul tavolo con un numero di contestazioni lunghissimo. Tanti dubbi sui termovalorizzatori in fase di appalto al costo di 400 milioni l'uno. Sebbene la tecnologia consenta oggi impianti a basso impatto ambientale, la scelta della regione, scrivono i magistrati di controllo, è in controtendenza rispetto alle direttive dell'Unione Europea, che impone non più del 10% del totale dei rifiuti da mandare in discarica o nei termovalorizzatori. L'isola è lontana con il suo 55% dal limite europeo. Il risultato è una Tari alle stelle con una media superiore a quella nazionale per famiglia, Catania in testa con i suoi 594 euro. Sulla gestione idrica, dei 45 grandi invasi artificiali ne sono attivi solo 38, 18 funzionanti a pieno regime, mentre 20 con dei limiti di riempimento. La Corte dei Conti parla di deficit di programmazione e carenza di manutenzione, un duro atto d'accusa. La Regione ha tempo fino all'8 settembre per presentare le sue controdeduzioni. L'opposizione spara a zero, l'udienza sarà il momento della verità, dice Michele Catanzaro, capogruppo del PD all'Ars. La Corte dei Conti continua a certificare ciò che i siciliani vivono ogni giorno. Una regione paralizzata, incapace di pianificare, gestire e garantire servizi essenziali. Anche CGIL, Fly Sicilia e Legambiente puntano il dito. In oltre 20 anni sostengono nulla di strutturale è stato fatto. Stesse criticità, stessi disservizi, stesso abbandono. Con il taglio dei contributi ai comuni da parte del governo nazionale, il sistema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati rischia il collasso, mentre l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, lancia un appello urgente per chiedere risorse finanziarie certe ed evitare una guerra tra poveri. Stamattina a Caltanissetta la protesta degli operatori e dei ragazzi ospiti delle comunità. Rita Cinardi. Sono oltre 3.000 in Sicilia i minori stranieri non accompagnati che rischiano di essere tagliati fuori da ogni opportunità. La tagliola del governo nazionale, che ha deciso di ridurre i rimborsi ai comuni, metterà a dura prova il sistema, con le comunità costrette a chiudere i battenti. Per questo motivo a Caltanissetta gli operatori dell'accoglienza hanno deciso di protestare. Se fino ad oggi il Viminale aveva erogato tramite le prefetture un contributo giornaliero di 100 euro per minore, adesso le regole sono cambiate. Dei soldi che vengono anticipati dai comuni e poi restituiti, lo Stato rimborserà soltanto il 35%. Stiamo facendo da banca allo Stato, ci stiamo indebitando, noi specialmente della provincia, ci tengo a precisare, di Agrigento, e da giugno del 2024 che non prendiamo neanche un euro. L'ANCI ha stimato che il taglio peserebbe sui comuni per oltre 60 milioni di euro a livello nazionale, ma la Sicilia è una delle regioni dove gli effetti sarebbero maggiormente avvertiti. Basta guardare i numeri, infatti, per rendersi conto che l'isola accoglie il 30% dei ragazzi a livello nazionale. Noi abbiamo con loro dei percorsi di integrazione molto importanti, che sia l'inserimento lavorativo per il futuro, visto che spesso si tende a dire che i nostri ragazzi sono dei criminali. In realtà i nostri ragazzi sono dei lavoratori che offrono servizi, che offrono chiaramente manodopera. Con la nuova disposizione ad essere a rischio non sono solo le cooperative sociali siciliane, ma soprattutto i bilanci dei comuni. E sempre sulle strutture di accoglienza è intervenuto l'ex presidente dell'Ars e leader del movimento Futuristi, Nicola Cristaldi, sollecitando una rapida ricognizione di quelle strutture di accoglienza completate con fondi pubblici ma mai utilizzate per inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni. Catania festeggia Sant'Euplio, compatrono della città. Tra pochi giorni invece i festeggiamenti di metà agosto di Sant'Agata, che Telecolor e Antenna Sicilia trasmetteranno in diretta. Adelaide Barbagallo. A Catania si festeggia Sant'Euplio. Pochi conoscono la storia di questo diacono morto martire nel 304 per aver professato la sua fede in Cristo. Eppure Euplio è, assieme a Sant'Agata, il compatrono della città ed è anche il protettore dei diaconi. La sua festa, con i rispettivi riti, è inserita nel programma delle feste agatine d'agosto. Dopo la messa celebrata in cattedrale dal parroco Monsignor Barbaro Scionti, la traslazione del braccio reliquiario nel sito dedicato al santo, che si trova in piazza della Borsa e nella vicina via Sant'Euplio. Qui sorgeva
un'antica chiesa ridotta in macerie da un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad oggi sussiste solo la cripta. Secondo la tradizione, durante la persecuzione dell'imperatore Diocleziano, il governatore Calvisiano condannò Euplio alla decapitazione dopo l'esplicita dichiarazione della sua fede cristiana e l'affronto di aver portato i libri dei Vangeli banditi dall'impero al suo cospetto. La sua festa precede quella certamente più solenne della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, che Telecolor e Antenna Sicilia trasmetteranno in diretta. Il 16 agosto, a partire dalle 18:45 su Telecolor, la processione del Sacro Velo della Martire Catanese. Seguiremo tutto l'itinerario e i vari momenti di preghiera. Il 17 agosto alle 7:45 l'emozionante apertura del Sacello e alle 10:30 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Renna. La sera la diretta a partire dalle 19:45 sarà su Antenna Sicilia, con tutta la suggestiva processione delle reliquie di Sant'Agata sino all'atteso messaggio dell'arcivescovo alla città e l'annuncio delle celebrazioni per il giubileo agatino del 900° anniversario della traslazione delle reliquie. Ci fermiamo, c'è una pausa, poi torniamo con altre notizie per parlare di una libreria che in controtendenza apre i battenti a Giarre. A tra poco. A Giarre, in provincia di Catania, l'ultima libreria indipendente ha chiuso i battenti 9 anni fa. Oggi, grazie all'intraprendenza di 3 donne, nasce un nuovo spazio culturale di aggregazione. Emanuela Corsi. In Sicilia, fanalino di coda a livello nazionale, più di 3 comuni su 4 non hanno una libreria sul proprio territorio. Negli anni c'è stata una vera e propria emorragia di librerie indipendenti costrette a chiudere non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri, dove erano il punto di riferimento per piccole comunità. Siamo a Giarre, nel Catanese. Qui l'ultima libreria indipendente ha chiuso i battenti 9 anni fa. Oggi, grazie all'intraprendenza di 3 donne, Nancy e la giovane Annalisa, il comune ionico torna ad avere un centro culturale e di aggregazione sociale. Un progetto nato poco prima che scoppiasse la pandemia, ci racconta Nancy, di professione avvocato, che ha iniziato questa nuova vita da libraia. Oggi aprire una libreria è una sfida e anche una scelta un po' in controtendenza. Ancora siamo agli inizi, soltanto qualche giorno che siamo aperte, però abbiamo già avuto un buon riscontro con il pubblico che sono venuti a trovarci, le persone sono venute a trovarci. E ieri addirittura è entrato un signore, ha comprato dei libri e giustamente nel consegnare il pacchetto con i libri noi abbiamo ringraziato. E lui ci ha detto questa cosa, grazie lo dico io a voi. Uno spazio capace di accogliere lettori di tutte le età, dai più grandi ai più piccoli. I bambini, ci lamentiamo che si legge poco, partiamo da loro. In un mondo sempre più frenetico e tecnologico, fatto di post e social, tutti dovrebbero riscoprire il piacere di leggere un libro. Leggere è importante e qui non voglio andare per luoghi comuni a dire leggere ti rende libero, ma è vero. Leggere ti rende una persona pensante, ma è vero. Sono luoghi comuni, ma sono assolutamente veri. Grande partecipazione per Bruno Risas, protagonista alla Live Arena di Agrigento. Il cantautore ha infiammato il Festival Il Mito con un concerto intenso e coinvolgente. Davide Sardo. Il tempo portava il bambino al fiore da porta spavento. La poesia che diventa musica, la musica che diventa rito collettivo. La Live Arena dello Sport Village esplode per Bruno Risas, protagonista del secondo grande evento del Festival Il Mito, che quest'anno celebra 20 anni di emozioni. Descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è. Il cantautore calabrese, tra i più raffinati della sua generazione e considerato da molti l'erede dei Gregori, ha incantato con oltre 2 ore di live tra parole, ironia e struggente autenticità. Sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave e fanno finta di non vedere. Un concerto che ha attraversato la sua storia musicale, trasformando ogni brano in un racconto condiviso. La chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita, seduto su un autobus di Milano. Musica d'autore, emozioni vere, un pubblico travolto e grato. Brunori conquista la scena e firma una serata da ricordare. Grazie di cuore.
c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare dell'infortunio del portiere rosanero e poi del primo turno della Coppa Italia di Serie C che vedrà tutte le siciliane impegnate. A tra poco. Ne avrà per 4 mesi. Il portiere del Palermo, Gomis, è rimasto infortunato. Rosanero alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Marco Gullà. Almeno 4 mesi di stop, e questa è la diagnosi al momento che riguarda il portiere del Palermo, Alfredo Gomis, infortunatosi in occasione dell'amichevole contro il Manchester City. Sfortunato l'estremo difensore rosanero che era riuscito a convincere Inzaghi ad essere titolare. Anche l'anno scorso è andata così. E adesso per il Palermo è caccia ad un nuovo portiere. Per il rosanero si fa in salita la pista che porta a Klinsmann. L'opzione più accreditata che avrebbe voluto il portiere del Cesena rosanero era quella dello scambio proprio con Gomis, chiaramente tramontato alla luce dell'infortunio. Il club di Viale del Fante potrebbe andare all'assalto di Semper, portiere croato del Pisa che Inzaghi conosce bene. Pista aperta anche per Gollini, ormai fuori dal progetto di Gasperini alla Roma e voglioso di riscatto, di rilanciarsi. Il club giallorosso, per favorire la trattativa, sarebbe disposto a collaborare, anche contribuendo al pagamento dell'ingaggio dell'estremo difensore. La squadra intanto lavora per la gara di Coppa Italia di sabato a Cremona, il primo vero impegno ufficiale per i siciliani. E nel prossimo fine settimana il primo turno della Coppa Italia di Serie C con le siciliane tutte impegnate, ma intanto non si ferma il mercato. Francesco Triolo. È la settimana che porta al primo impegno ufficiale della stagione, il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Aprirà il Siracusa, sabato alle 18 a Foggia, domenica sarà il turno di Trapani a Picerno e Catania a Crotone, tutte in trasferta alle siciliane. Tappe d'avvicinamento diverse, quindi il Catania deve inserire in gruppo i 2 nuovi arrivati, il trequartista d'ausilio e il centrocampista Loi. Saranno loro gli osservati speciali della settimana per il tecnico toscano che guarda anche all'infermeria. Lo staff medico è al lavoro per recuperare gli acciaccati di Tacchio, Rolfini e stop e soprattutto sull'ultimo conta l'allenatore in vista della gara di Coppa. Sul mercato dovranno arrivare ancora un paio di giocatori, ma la sensazione è che la società non abbia fretta, piuttosto l'interesse a scegliere al meglio. Il Trapani invece continua i suoi movimenti in uscita. Per sfoltire la rosa, dopo l'addio di Liotti andato alla Casertana, si attende di sbloccare la situazione legata a Luca Verna ed Erling Segberg, i 2 centrocampisti anche loro in uscita. Lavora in entrata invece il Siracusa. Il direttore sportivo Antonello Laneri ha messo le mani sul trequartista Luan Capanni, svincolato dopo l'anno a Latina, che dovrebbe presto legarsi agli azzurri. La squadra, allenata da Marco Turati, intanto ha ripreso ieri la preparazione in vista proprio del match di Coppa Italia di sabato prossimo a Foggia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.